Riaprono oggi le scuole a Niscemi. A comunicarlo in una nota il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra, che afferma: stiamo seguendo con la massima attenzione l'evoluzione della situazione a Niscemi, in raccordo con la prefettura di Caltanissetta, il comune di Niscemi, la protezione civile regionale e le forze dell'ordine. Abbiamo predisposto un piano per la riapertura delle scuole sulla base del ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici attualmente in zona rossa. Come Ministero dell'Istruzione e del Merito stiamo seguendo l'andamento dell'emergenza sin dal primo giorno ed è nostra priorità riaprire le scuole e garantire il diritto all'istruzione. Per questo motivo stiamo organizzando la riallocazione delle studentesse e degli studenti dei plessi interessati in altri spazi sicuri, con l'obiettivo di consentire la ripresa regolare delle lezioni con i rispettivi docenti già a partire da lunedì, restituendo quanto prima normalità alla loro quotidianità, un risultato importante per garantire la continuità didattica senza ricorrere ai doppi turni, raggiunto grazie alla proficua collaborazione interistituzionale, alla disponibilità dell'ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna e all'abnegazione dei dirigenti scolastici del territorio e dell'intera comunità scolastica. Francesco Salerno, ci